Il recente decreto-legge emanato dal Premier Conte sulla violazione della libera circolazione, che minacciava condanne penali ed amministrative, preludendo ad amare conseguenze, ha allarmato gli oltre 500 pizzicati dalle forze dell'ordine nella provincia di Agrigento. A fare un po' di chiarezza ci ha pensato la Procura, che ha specificato che la condanna sarà commutata in una max multa notificata a casa dei diretti interessati. Ciò eviterà la richiesta di decreti penali di condanna, un giudizio speciale che non prevede neppure la difesa dell'indagato. Il governo ha infatti depenalizzato la violazione del coprifuoco imposto per contrastare la pandemia di coronavirus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. La Procura ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura. Dal punto di vista sanzionatorio, le multe sono molto più severe, da 500 a 4.000 euro, ma non ha più alcuna rilevanza penale. La violazione dell'articolo 650 del Codice Penale, la cosiddetta inosservanza ai provvedimenti dell'autorità, che prevede l'arresto fino a 3 mesi e l'ammenda fino a 206 euro, è scomparsa dal testo, con una sanzione amministrativa rapida e immediata inflitta direttamente dalle forze dell'ordine, oltre che più salata negli importi.